semplicemente quando parlate a tono di voce alto. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Amore, questo è Buongiorno Radio Amore del sabato in compagnia di Ubaldo Scarantino e oggi abbiamo gradito ospite il professor Salvatore Petrotto. Grazie di avermi invitato, ringrazio la radio, ringrazio te per questa possibilità che mi date di dire qualcosa che può riguardare questa nostra terra di Sicilia. Amara e irredimibile avrebbe tendenziato purtroppo il mio concittadino Leonardo Ciacia. Salvatore Petrotto è di Racalmuto, quindi provincia di Agrigento. Tanto io mi scuso con i radioascoltatori, siamo partiti un po' in ritardo, però vi posso dire che se ci seguite fino alla fine non ve ne pentirete. Allora, Salvatore, ti posso dare del tuo? Ci mancherebbe, anzi. In questa trasmissione, come ti dicevo prima, usiamo comunque la piena libertà di espressione, non abbiamo scalette, è solo una chiacchiera tra amici, quindi da dove vuoi iniziare? Ma io, dopo tanto, diciamo, tante battaglie fatte negli ultimi anni relativamente alla gestione dell'acqua e dei rifiuti in Sicilia, credo di aver avuto, diciamo, anche delle attestazioni rispetto a questa la bontà soprattutto delle mie battaglie da parte recentemente anche del gruppo al Senato di 5 Stelle che ha presentato un atto ispettivo che è una vera e propria denuncia nei confronti di Girgenti Acque, chiedendo, diciamo, conto e ragione rispetto a una gestione scellerata scaturita da un contratto trentennale stipulato a suo tempo da un certo Giuffrida Giuseppe, che era già presidente dell'Acoset di Catania, che era un'altra società di gestione di 20 comuni pedemontani del catanese, che aveva già avuto, aveva ricevuto l'affidamento del servizio idrico integrato anche in provincia di Catania. Poi se ne sono andati all'assalto anche di Sicilacque, perché sono azionisti di Sicilacque. Sicilacque, per essere chiari, che i siciliani probabilmente non sempre sono a conoscenza di ciò che è avvenuto di turpe in Sicilia per quanto riguarda per esempio la gestione dell'acqua. Pensate, noi avevamo un ente, per esempio l'ente Acquedotto Siciliano, l'EAS, che assieme alla regione ha ceduto le dighe, gli impianti e le condotte gratuitamente, ripeto, gratuitamente a una società per azione partecipata anche dalla regione, ma con una piccola quota. Girgenti Acque? No, questo è Sicilacque, Sicilacque. Che riguarda tutta la Sicilia. Quindi la gestione delle dighe, dei dissalatori, delle condotte, le condotte non quelle cittadine, ma le condotte di adduzione dell'acqua nei centri abitati. Ebbene, questa società di fatto si è impadronita di qualche decina di miliardi di opere pubbliche, realizzate nel corso dei decenni dalla regione siciliana, senza sborsare un centesimo. Quindi sono diventati padroni, no, degli impianti, oltre che dell'acqua, perché l'hanno avuta in concessione, senza sborsare un centesimo. E ce la fanno pagare mediamente 4 volte in più rispetto alla media nazionale, no? 11 volte addirittura rispetto al Comune di Milano. Cioè questo, se vi pare poco, insomma, sapete benissimo che anche qua, in provincia di Caltanissetta, credo che siano piombati gli spagnoli con Caltacqua, sì, no? Sì. Con Caltacqua. Io credo con Acqualia forse siano anche partecipate sempre in Sicilacque, sì. E poi questo sistema di scatole cinesi ha fatto sì che la privatizzazione dell'acqua, contro questa privatizzazione abbiamo combattuto in tutta la Sicilia. Nell'Agrigentino eravamo in 20 sindaci su 43 aver presentato ricorsi, denunce che sono approvate nelle varie procure. Guardiamo ex sindaco di Racalmuto, il professore Petrotto. Sì, infatti, diciamo, queste denunce stanno sortendo, credo, degli effetti soltanto adesso, a distanza di anni, perché il tutto è partito diciamo intorno al 2005-2006 dalla nostra parte, nell'Agrigentino esattamente nel dicembre del 2007, attraverso la stipula, come dicevo poco fa, per quanto ci riguarda, di un contratto trentennale che è stato firmato dall'allora presidente della provincia Enzo Fontana, che praticamente attualmente è deputato regionale, poi è diventato deputato nazionale dopo aver, diciamo, fatto l'esperienza decennale alla provincia regionale di Agrigento. Per fortuna le province, o per disgrazia per qualcuno, sono state sciolte,
Ebbene, questo diciamo, contratto è stato stipulato in pieno conflitto di interesse. Perché? Perché, e questo l'abbiamo denunciato anche alla Procura Repubblica di Agrigento, perché 10 comuni che facevano parte dell'assemblea del lato, cioè l'assemblea, cioè dell'organo di rappresentanza di tutti i comuni, che avrebbe dovuto vigilare, no? E diciamo, controllare la gestione delle risorse idriche, quindi la gestione del servizio. Ebbene, questi 10 comuni erano contemporaneamente soci di un altro consorzio, del Voltano, e soci di Girgenti Acque, e contemporaneamente erano anche membri dell'assemblea del lato idrico di Agrigento, e alcuni di questi, il comune di Agrigento per esempio, il comune di Favara, i più grossi comuni, erano nel consiglio di amministrazione del lato idrico. Come dire, erano controllori e controllati, e come disse allora il prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione, che poi è diventato prefetto di Palermo, che poi diciamo, è stato promosso per varie ragioni che non stiamo qua a spiegare, che si potrebbero spiegare anche in altre sedi. Ebbene, questo prefetto diciamo, disse allora, prefetto di Agrigento, allora prefetto di Agrigento, che è come se una giunta comunale appaltasse un servizio, mandasse in gara un servizio e lo aggiudicasse ad una parte degli assessori. Ecco, questo hanno fatto da Agrigento. Bene, dovete sapere che questo contratto è stato firmato da Fontana, per Enzo Fontana, che diciamo, è stato diciamo, il punto di riferimento per eccellenza di Angelino Alfano, per essere chiaro, nell'Agrigentino, in quanto presidente della provincia, in quanto ha diciamo così, gettato le basi per la grande ascesa del nostro viceministro attualmente del governo Letta, viceministro, ministro del governo Letta, vicepresidente del Consiglio, pardon, sono rimasto un po' indietro nel tempo. No? Beh, Alfano ha, diciamo così, avuto sicuramente avrà avuto modo di decidere assieme a Fontana di andare in questa direzione allora. Con, dicevo, un parere firmato da l'avvocato Gaetano Armao, che poi, diciamo, chissà perché è diventato assessore regionale con la Giunta Lombarda. Del resto non mi stranizza che ci siano queste, diciamo, questa osmosi inversa, potremmo dire, parlando di chimica, o diciamo questo intreccio, questa trasversalità, dal mio punto di vista negativa, tra destra e sinistra, perché praticamente Armao faceva parte del governo lombardo e l'esperienza lombardo in Sicilia era un'esperienza anomala, così come per certi versi anomala lo è anche, e spiegherò perché, quella di Crocetta. Perché Armao che cosa fece allora? Firmò un parere e per firmare quel parere evidentemente fu pagato, ma non fu pagato dal lato idrico. Per stessa ammissione dal lato idrico, perché il parere è stato chiesto dal lato idrico, cioè dall'organo di rappresentanza dei comuni, cioè praticamente dalla parte pubblica che doveva dare in concessione questo servizio, ma fu pagato dal concessionario, cioè che era l'unico, perché l'unico partecipante alla gara poi, come vedremo, sarà Girgenti Acque. Ora, che succede? Che praticamente grazie al conflitto di interesse è chiaro che i comuni del Voltano che facevano parte di Girgenti Acque contemporaneamente che fecero? Pagarono il parere tramite questo Giuffrida, che era già presidente dell'Aquaset di Catania, pagarono questo parere e 300.000 euro per, secondo me, dire delle corbellerie, perché in realtà poi anche il TAR, presso il TAR abbiamo fatto un ricorso e presso il CGA, hanno preso credo una grossissima cantonata, perché queste cose si decidono anche in quelle sedi lì. Perché quel conflitto di interesse non è emerso, e non è emerso anche un altro problema, che era quello del capitale sociale. Cioè fanno un bando di gara, quel bando di gara prevedeva un capitale sociale di 30 milioni, mentre c'era la gara in corso, con una delibera del Consiglio di amministrazione, gli stessi sindaci interessati che facevano parte di Girgenti Acque, che erano in pieno conflitto di interesse, deliberano di cambiare le carte in tavola, cioè a gioco iniziato, come si dice, la partita è iniziata e poi cambiamo le regole. Anziché diciamo, prevedere un capitale sociale di 30 milioni, ne prevedono uno di 5 milioni. Capitale sociale di 5 milioni. Abbassato il capitale. Ora che succede? Che l'unica società partecipante è stata Girgenti Acque, ripeto, Girgenti Acque che è stata costituita per volere anche da Raffaele Lombardo, e spiego perché. Raffaele Lombardo, ex presidente della regione, e suo fratello Angelo.
che sono attualmente sotto inchiesta tutte e due per il concorso in associazione mafiosa, vedremo come andrà a finire, ma la particolarità di quella vicenda è la seguente. Quando nel 2006 Angelo Lombardo, fratello di Raffaele, diventa deputato, diciamo, ha dovuto dimettersi da consigliere di amministrazione della società di gestione dei servizi idrici di Catania, l'Acoset, che gestiva i servizi in una ventina di comuni. Si è dimesso e al suo posto hanno messo questo tale Giuseppe Giuffrida, che è stato sindaco di Gravina di Catania. Giuseppe Giuffrida ha avuto mandato dai fratelli Lombardo di caracollare, di fiondarsi ad Agrigento e di costituire, assieme ad una cordata di imprenditori agrigentini e assieme ad alcuni sindaci accondiscendenti che si sono piegati a più non posso, compreso l'allora sindaco di Agrigento, ma anche il presidente della provincia, evidentemente, e altri, hanno costituito questa società nata male e che sta finendo peggio, che si chiama Girgenti Acque, e nello stesso tempo Girgenti Acque assieme ad Acoset sono diventate azionisti di Sicilacque, in Sicilia, no? Cioè praticamente della società per azione che gestisce, diciamo, le grandi reti e le dighe. Detto questo, che succede? Da quel momento in poi inizia la guerra. Inizia una guerra che si scatena a colpi di denunce, di carte bollate, che non è solo poi il problema del conflitto di interessi, il contratto che dal mio punto di vista e dal punto di vista di altri 20 sindaci era assolutamente illegittimo. Il fatto stesso, diciamo, che ci sono profili anche penali rispetto al cambiamento in corsa anche della delibera, no? Quindi si ipotizzerebbe anche un abuso d'ufficio, perché mentre c'è una gara in corso tu non puoi andare a cambiare. Ma al di là di questo, andiamo alla gestione. Cioè, questi signori avrebbero dovuto garantire che cosa? La corresponsione, ai sensi del contratto trentennale stipulato, del 30% di cofinanziamento per ottenere il rimanente parte, il 70% dall'Unione Europea. Allora si elaborò un piano in provincia di Agrigento che doveva servire a sistemare tutte le reti idriche, fognari e depuratori. E avete visto come è finito? Sia qua, ma non solo, in giro per la Sicilia, diciamo, questa situazione è una sorta di copia e incolla. Non hanno speso un centesimo dei fondi europei. Dico un solo centesimo, stiamo parlando del 2007, quando c'era la disponibilità di 120 milioni di euro solo per la provincia di Agrigento. Pensate un po' in giro per la Sicilia che cosa c'è. Ebbene, non hanno speso i soldi perché? Perché non hanno sganciato un centesimo della quota di cofinanziamento, perché non avevano le capacità finanziarie, o perlomeno non si è trattato soltanto di prenditori, come direbbe qualcuno, non di imprenditori, perché hanno preso il servizio per centrale, ma non hanno sganciato un centesimo. Quindi non mettendo la quota del cofinanziamento hanno fatto perdere quei finanziamenti, perché non si sono spesi dal 2007 ad oggi. Quanto ammontava 120 milioni di euro. Quelli europei, la quota di cofinanziamento? Il 30%. Ora fate un po' i conti, saranno altri 35 milioni che devono mettere. Ebbene, il risultato finale qual è stato? Che allora si diceva che privato è bello, privato è meglio, bisognava dare tutto in mano ai privati perché avrebbero provveduto loro. Io e altri 20 sindaci invece sostenevamo che l'eventuale quota del cofinanziamento, se si trattava di andare a costituire un SPA, avremmo potuto chiedere direttamente ai comuni attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi ogni singolo comune poteva indebitarsi per le esigenze, diciamo, che aveva nel proprio territorio di risistemazione delle reti, di ristrutturazione di tutti gli impianti, e lo poteva fare tranquillamente, avevamo le possibilità di farlo. E invece no, è prevalsa quella linea della privatizzazione e sono state affidate, diciamo, sic et simpliciter, senza tenere conto del fatto che questa società era spazionata, non aveva capacità economica, che era poi si è rivelata quella che è, cioè un carrozzone clientelare peggio ancora dell'EAS. Ci hanno messo dentro ultimamente in questa società qualcosa come alcune centinaia di dipendenti che sono stati utilizzati, tra le altre cose, non tanto per la gestione dei servizi idrici, ma in società private del socio di maggioranza della società, che è Giuseppe Campione. Non è che lo dico io questo, lo dice l'amministratore delegato di Girgenti Acque che si è dimesso a giugno di quest'anno, Carmelo Salamone. C'è un'indagine in corso su questo passaggio di dipendenti. Sì, lui praticamente, Carmelo Salamone, è andato a denunciare, lo stesso amministratore delegato di Girgenti Acque, che aveva una quota del 4%, ha denunciato l'azionista di maggioranza che è Marco Campione.
che è una, diciamo, lui nasce come un rivenditore di materiale edile, poi diventa grande imprenditore perché eredita diciamo, le imprese di Salamone, le famose imprese di Salamone, che negli anni, per chi ha i capelli bianchi come me, è iniziato le battaglie allora. Salamone sarebbe Filippo Salamone, che è morto recentemente, era uno dei più grossi imprenditori siciliani, che assieme ai Cavalieri del Lavoro di Catania e assieme alla Cogefare Impresit della Fiat, diciamo così, erano tutti seduti attorno al tavolo ai tempi che furono negli anni '80 per spartirsi la fetta di appalti pubblici, ognuno per la propria parte, una bella, diciamo, mangiatoia che c'era là. Lui è stato condannato a 6 anni, è scontato, ed è morto tra l'altro all'arresto domiciliare per mafia, è stato condannato. Piccola particolarità, non vuol dire niente, il fratello di Filippo Salamone è Fabio Salamone, che è un magistrato che è ancora in servizio alla Procura di Brescia. Stiamo parlando di quelle Fabio Salamone che mise sotto inchiesta Antonio Di Pietro, cioè praticamente mentre Antonio Di Pietro stava indagando sul fratello Filippo in Sicilia. Questa è storia documentata, chiaramente io faccio insegnante di storia, quindi non posso, anche di storia contemporanea, quest'anno c'è una quinta, non so che cosa insegnare, diciamo, ormai, perché nei libri di storia magari non si trova, quindi siamo costretti a scriverle noi queste cose, perché difficilmente si trovano giornalisti ormai, perché molti sono stati uccisi purtroppo. E molte di quelle che restano non sono sempre, diciamo, disponibili a dire la verità, come si direbbe in un'aula di tribunale, e dire tutta la verità. Io infatti sulla vicenda di Girgendiaco ho parlato con un giornalista di Rai 3 regionale, mi ha detto che non è notizia questa dell'interrogazione, dell'atto ispettivo di 18 parlamentari al Senato, sì, della denuncia. Sì, notizia di pochi giorni fa, 18 senatori del Movimento 5 Stelle. Sì, esattamente. Sì. Cioè, tra questi il primo firmatario è il senatore palermitano Francesco Campanella. E altri senatori siciliani. Cosa hanno fatto? Hanno denunciato attraverso un atto ispettivo, malgrado tutte le cose che vi ho detto e che continuerò a dire se continuiamo la conversazione, perché non voglio farla molto lunga, però abbiamo denunciato, io ed altri sindaci, l'anno scorso in modo particolare, si è ritornati alla carica con la denuncia di 20 sindaci agrigentini, che sono i 20 sindaci che non hanno consegnato le reti a Girgendiaco, e quindi perché, diciamo, tra l'altro c'è stato un referendum popolare a giugno di 2 anni fa, no? E che ha sancito in maniera plebiscitaria il passaggio, diciamo, del servizio. Girgendiaco vi ha fatto un'azione risarcitoria nei confronti di quei 20 sindaci che non hanno consegnato le reti, il riottolo si chiama, tra virgolette. Ebbene, questi 20 sindaci sono stati chiamati a pagare un risarcimento del danno, un mancato utile, secondo Girgendiaco, e sono stati citati presso il Tribunale Civile di Agrigento di una cifra. Girgendiaco ha chiesto a questi 20 sindaci una cifra che si aggira attorno ai 28-29 milioni di euro. No? Cioè, al che i sindaci hanno presentato una denuncia dettagliata alla Procura della Repubblica di Agrigento, alla Procura, al Ministero dell'Interno, alla Prefettura, e per competenza anche alla Regione e ai ministeri competenti a livello nazionale, quindi ambiente e salute, per dimostrare come questi signori da anni non fanno altro, perché non hanno messo mano alle reti, le manutenzioni sono inesistenti, fanno pagare la depurazione anche quando non l'assicurano. I mari inquinati, terribilmente inquinati, da Sciacca a Siculiana, a Realmonte, a San Leone, ad Agrigento, tutta la costa agrigentina, che ne dica qualche giornalista, diciamo, fazioso di Rai 3, cioè, sono inquinati, sono stati terribilmente. Del resto c'è una precisa perizia, no? Di un professore dell'Università di Catania, che è stata consegnata alla Procura della Repubblica di Agrigento. La Procura ha dovuto prendere atto di quella perizia, che dimostra che ad Agrigento non c'è depuratore di fatto, c'è un piccolo depuratore che non funziona, che funziona male, che, diciamo, era dimensionato per 3.000 abitanti, pensate, Agrigento ha 60.000 abitanti, ma poi d'estate sono molto di più. Quasi tutti i liquami, così puri per come sono, vengono scaricati direttamente nel mare di San Leone. Ci sono 2 punti in modo particolare: nel mare di San Leone
ma non è solo a San Leone, ma anche a Porto Empedocle è la stessa cosa, il depuratore funziona, non funziona, ma lì non ce n'è proprio, perché c'è stata una querela che è durata 20 anni per la costruzione di un depuratore, cioè con un processo che si è trascinato per 20 anni perché una diciamo cordata di ambientalisti, diciamo, che fanno capo a Lega Ambiente, l'avvocato Giuseppe Arnone, non so se che è avvocato di Lega Ambiente, ha denunciato il comune di Agrigento dicendo che non bisognava fare, cioè unico caso nella storia forse degli ambientalisti, il depuratore di Villaggio Peruzzo, cioè che è un villaggio che si trova prima di arrivare a San Leone, per arrivare verso il litorale di San Leone. Ebbene, quel depuratore non è stato realizzato, ma non è che hanno creato l'alternativa e dice ne realizziamo un altro, non si è fatto nulla. E allora che hanno fatto? Nelle more che si realizzasse un depuratore che non era neanche progettato, hanno costruito quelli che gli agrigentini, ma anche c'è stata una trasmissione a Rai 1, il geologo, quello famoso che fa delle trasmissioni, adesso non ricordo come si chiama, all'estate in diretta, adesso non ricordo il nome, se lo ricordo, ha sottolineato questa peculiarità, questa particolarità, questa stranezza agrigentina, cioè di costruire delle condotte che scaricano direttamente a mare, e ad Agrigento si chiamano pennelli, come se si trattasse di pennellare con il lequame fognario il mare, cioè di tingere il mare di marrone, no? E mi lascio immaginare che cosa abbiamo avuto in questi 20 anni nel mare agrigentino, no? Non essendoci un depuratore funzionante, nessun depuratore funzionante, ma non solo ad Agrigento, e laddove ci sono non funzionano, anche se la depurazione d'acqua, ripeto, l'ha fatto pagare contravvenendo a ciò che è stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008, anche questo è stato stigmatizzato. Ebbene, questi depuratori non sono stati mai prima costruiti e si è proceduto con i pennelli. Allora che succedeva? Questi pennelli avrebbero dovuto scaricare i liquami a qualche chilometro di distanza, 1,5 km, 2 km. Ebbene, questo ambientalista difendeva i pennelli e difendeva Girgentacque perché c'è il fratello che lavora presso, diciamo, gli uffici del maggiore azionista di Girgentacque, Campione, il fratello di questo ambientalista, e nello stesso tempo, diciamo, c'ha un amico che fa l'ingegnere del direttore tecnico della. Quindi lui si va a bere l'acqua di San Leone, no? Previo il ricovero, poi immediatamente dopo che si tratta di acqua inquinata, per dimostrare, ha dimostrato anche nelle emittenti televisive pubblicamente che quell'acqua è pulita. E beh, è chiaro che, diciamo, è di parte la sua presa di posizione, è stata una difesa d'oltranza che ha, diciamo, dell'incredibile, perché questa sua resistenza, questo suo difendere anche una società privata, no? Che poi tra l'altro si tratta di questo, perché ormai è interamente nelle mani di questo Campione, che è il Deus ex machina, che è stato tra l'altro recentemente condannato in via definitiva dalla Cassazione ed è il presidente di Girgentacque per la vicenda dell'ospedale di Agrigento. Non so se ricordate la storia del cemento, del calciflusso depotenziato. Sì. Lui ha avuto la prescrizione per quanto riguarda il calciflusso depotenziato, perché l'inchiesta è presente in ritardo, però ha avuto la condanna definitiva per la ritardata consegna dell'ospedale e perché falsamente, assieme a funzionari tecnici dell'azienda sanitaria, aveva attestato di averlo consegnato 2 anni prima, quando invece l'aveva consegnato 2 anni dopo. E questo è il Deus ex machina di Girgentacque, questo Marco Campione, ripeto, condannato in via definitiva, è presidente di Girgentacque e maggiore azionista con il suo 51%, perché poi ha rilevato tutte le azioni anche degli enti pubblici e diciamo, è diventato, diciamo, il padrone assoluto. E il Carmelo Salamone, di cui parlavo poco fa, cioè l'amministratore delegato sino a giugno dello scorso anno, ha denunciato proprio Campione, dicendo che faceva assunzioni, che faceva praticamente affidava servizi, comprava, si assicurava forniture, senza tenere conto minimamente delle leggi e dei regolamenti e di ciò che avevano stabilito in consiglio di amministrazione. Quindi di fatto quello, cioè l'amministratore delegato, per non continuare, diciamo, nell'illecito, ha preferito dimettersi e denunciare tutto alla Procura della Repubblica di Agrigento. È stato interrogato recentemente sia dalla Guardia di Finanza sia dal nucleo dei ROS dei Carabinieri. Detto questo, c'è un'altra diciamo, pagina che bisogna leggere, rileggere, che è quella relativa per esempio alle infiltrazioni mafiose. Perché la Cosetti di Catania, attualmente, secondo quanto detto da un colonnello dei Carabinieri,
nel corso del processo a carico del fratello Lombardo, e quindi l'Acoset che qui presente era Giuffrida, e Gesende Acque sostiene questo colonnello, sono stati storicamente i loro amministratori vicini alla mafia. Stiamo parlando del processo che c'è in corso, ci sono degli atti pubblici, attenzione, non rischiamo qua nessuna querela, e quindi anche Girgente Acque, a proposito di Girgente Acque, si sostiene la stessa cosa, che cioè il collegamento tra le due province, Catania e Agrigento, avviene anche in virtù del fatto che c'era anche questa intesa cordiale con gli ambienti mafiosi del luogo, e che storicamente lo stesso Campione, così come Giuffrida, erano, diciamo, vicine alle imprese mafiose, avevano favorito imprese mafiose. Cioè, questo è quanto detto nel corso del processo Iblis che si sta celebrando a Catania a carico dei fratelli Lombardo. Del resto Giuffrida era la longa manus di Lombardo, dei fratelli Lombardo di Raffaele Angelo, per quanto riguarda la gestione dei servizi idrici in Sicilia. Quindi si servivano di Giuffrida per fare Acoset, poi Girgente Acque, Sicilacque, e si sono inseriti, diciamo, i fratelli Lombardo, così come altre componenti politiche ed imprenditoriali. Io li definisco prenditori, che si sono presi tutto, sono prese le reti, sono prese gli impianti, le dighe, con la società operazione Sicilacque. E con tutta questa mega operazione in Sicilia, capite benissimo che cosa ha comportato. I mari inquinati non sono solo ad Agrigento, ma sono dei mari inquinati che riguardano tutto il litorale siciliano. Cioè, non dobbiamo stranizzarci se poi le cose vanno come possiamo sperimentare. Magari qualche giornalista distratto o che non sa riconoscere i liquami fognati dall'acqua non se ne rende conto. Ci sono delle analisi che certificano le attestazioni consegnate alle procure, il grado di inquinamento ci sono le perizie consegnate alle procure della Repubblica. Solo che stranamente a volte, che capita, quando vanno a fare il prelievo non vanno a prelevare, chiudono le condotte, chiudono, diciamo, d'estate, diciamo, è più facile, d'inverno non è così facile, ma d'estate è facilissimo, chiudono le condotte fognarie e vanno a fare prelievi. Cioè, è semplice, no? Cioè, il mare immediatamente nell'arco di 24 ore ci riesce, diciamo, a depurare, diciamo, in qualche modo, e quindi la quantità di bacilli o di batteri presenti nell'acqua non è quella, diciamo, non oltrepassa i limiti previsti dalla legge in termini di procedere. Però chiaramente la procura non è che ha affidato a Girgente Acque, perché molto spesso succede che ci vanno con Girgente Acque a fare prelievi. È chiaro che la ditta interessata che deve fare il prelievi, che fa? Dà l'acqua buona, va in un punto dove è più pulita, e questo mi pare chiaro, no? Oppure chiude, diciamo, le condotte. Siamo alle barzellette, ma di queste barzellette molti giornalisti, anche agrigentini, non se ne rendono conto, ma io ritengo, dico, che la stessa situazione vale in tutta la Sicilia. Non voglio andare oltre, anche perché, non so, possiamo anche tediare gli ascoltatori, però una cosa è chiara, cioè, quando abbiamo votato il referendum all'Assemblea regionale siciliana è stata, diciamo, approvata a gennaio di quest'anno una legge che prevede il ritorno della gestione dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti ai comuni, o in forma singola o in forma associata. Ora l'assessore regionale all'energia, all'acqua e ai rifiuti Marino si è affrettato a dire che entro il 30 settembre bisogna fare ritornare anche la gestione dei rifiuti non tanto ai comuni, attenzione, ad altre scatole cinesi che sono state costruite, che sono le SRR. Sì, anche lì, diciamo, guardate, bisogna stare attenti, perché poi di fatto può succedere ciò che è successo, ad esempio, voglio cambiare un po' argomento, che è successo a Siculiana con la discarica, no? Cioè, appena l'allora sindaco di Siculiana, Giuseppe Sinaguglia, si permise di presentare un progetto per un piccolo ampliamento della discarica, che contrastava col progetto dell'allora presidente di Confindustria Agrigento, attuale anche, credo che sia vicepresidente ancora di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro, che aveva gestito quella discarica nel modo che poi non stiamo qua a raccontare, perché possiamo fare anche la storia di questi personaggi e possiamo anche, abbiamo gli elementi di valutazione per farla nelle sedi opportune, non in questa sede. Ebbene, questo signore che fa? Presenta un progetto che è privato. Allora che cosa fanno? Siamo nel 2006, attenzione. La Regione Sicilia fa approvare una legge
cioè approva una legge l'Assemblea regionale siciliana grazie all'interessamento di un deputato agrigentino che si chiama, che è ancora vivo, anche se non è più deputato, poi è deputato nazionale, era di AN, poi è andato nel PDL, poi con Fini era uscito, che si chiama Scalia. Questo deputato, allora deputato regionale, siamo ai tempi in cui ancora diciamo, c'era un governo di centrodestra, c'era ancora Cuffaro, allora che fanno fare questa legge, e quindi questi professionisti dell'antimafia che nascono con Cuffaro, per essere chiari, cioè non nascono, la legge è stata fatta proprio dalla maggioranza che reggeva Cuffaro. Che cosa prevede la legge? La privatizzazione delle discariche, o meglio, la possibilità che fino allora non c'era mai stata che le discariche fossero private. Allora inizia la guerra tra gestori privati e discariche pubbliche. E il sindaco di Siculiano è stata la vittima più illustre di questo micidiale meccanismo innescato proprio da quella legge e fortemente sponsorizzata chiaramente da Confindustria Sicilia, che ha fatto poi una campagna successiva con Lombardo dicendo inceneritori no, ma per favorire le discariche. Cioè, quindi non è che dalla padella alla brace, perché poi ci siamo portati dietro tutti gli impianti che avevano loro, discariche e impianti di differenziazione, tant'è che la differenziata non è mai decollata in Sicilia. Tanto da ci vanno a perdere le discariche, se facciamo, no? Esattamente. Allora, tant'è che Gaetano Pecorella, che era il presidente della commissione bicamerale sui rifiuti, nel 2010 sostenne che la gestione dei rifiuti in Sicilia, lo dice Gaetano Pecorella, insomma, non sto dicendo che era un rivoluzionario, cioè, Gaetano Pecorella sappiamo tutti chi era, vicino a Berlusconi, ha sostenuto che l'esempio siciliano è un esempio unico di disfunzione ben organizzata. Perché? La cosa è bellissima, cioè, perché guarda, ora dobbiamo scomodare i bizantini, perché i bizantinismi giuridici e i provvedimenti che si accavallano presso la regione siciliana, e sono stati i vari governi a volere questo, da Cuffaro a Lombardo e adesso anche a Crocetta, hanno diciamo, legiferato a più non posso. Io, questo isterismo riformistico della regione è stato funzionale a che cosa? A mantenere lo status quo, in modo tale che nulla, come si suole dire, diventi più permanente del provvisorio. Allora, nelle more che, dal 2007 ad oggi praticamente le stesse ditte, senza gara, illegalmente continuano a gestire i rifiuti in Sicilia. 2 miliardi di buchi hanno provocato nelle casse dei comuni e le tasse, diciamo, che noi portiamo la bandiera, cioè noi abbiamo nel mio paese la tassa più alta, non credo d'Italia, credo del mondo, che noi paghiamo per le civili abitazioni, l'anno scorso addirittura più di 6 euro, quest'anno 5,95 euro al metro quadro. Per gli esercizi commerciali credo che sia intorno a 12 euro. Cioè significa che se nel resto d'Italia la media è di 1,50 euro, noi paghiamo 4 volte in più rispetto al resto d'Italia. Parlo della mia Racalmo. Nel lato nostro pagavamo, continuiamo a pagare, gli altri comuni pagano stesso lato, stesso ambito, stranamente, pagano la metà del mio paese. Perché? Perché hanno voluto punire un sindaco che li ha denunciati, che ero io, e diciamo, hanno voluto punire un paese che ha seguito queste mie battaglie. Perché? Che in realtà noi eravamo addirittura a credito con lato rifiuti, a credito, l'unico comune che a credito, e ce l'hanno fatta pagare. Ora hanno messo dei commissari che devono gestire, diciamo, devono corrispondere ogni mese, infatti pagano non puntualmente, cioè anticipatamente, nel caso della caduta, 1.600.000 euro l'anno di servizio, che tutti possono giudicare che servizio è, cioè ovunque sappiamo com'è combinata la Sicilia, da Palermo a Messina, a Catania, ma anche nella mia, cioè lo schifo ovunque, il cumulo di immondizie, continue diciamo, interruzioni del pubblico servizio, mai penalizzate da nessuno, non esistono prefetture in questo caso, cioè se un sindaco quando si gestiva direttamente i rifiuti si fosse permesso di non raccogliere dalle strade i rifiuti per 24 ore, subito veniva deferito alle autorità giudiziarie. Qua assistiamo a dei privati che gestiscono le discariche, che sono privati, che chiudono i cancelli e che fanno sì che i rifiuti rimangono per settimane in mezzo all'estate con gravissimi problemi igienico-sanitari e nessuno muove un dito. Anzi, vi dirò che quando ero sindaco
l'allora assessore ai rifiuti, che si chiama Giosuè Marino, che è stato prefetto di Agrigento, chissà, tutti i prefetti di Agrigento fanno carriera, non so che succede. Sarà l'area di Alfano, l'area alfamiana, negli ultimi anni, ma fanno tutti. I prefetti cambiano. Sì, cambiano, però le promuovono. C'è un viceprefetto, per esempio, che ha sciolto il comune di Salemi, è il mio, che è diventato commissario al comune di Salemi. Ha fatto un'indagine al comune di Racalmuto e poi è diventato capo di gabinetto di Alfano. Chissà perché. Vedete, io porto, infatti c'era alcuni deputati regionali, nazionali 5 Stelle, dice, ma tu quando ti metti, diciamo, fai delle denunce, tu fai la fortuna, dice, di chi perché poi viene promosso. Sì, di chi fa, cioè, promoveato, ultramoveato, dicevano i latini, non so se vi è chiaro questo concetto. Anticamente, nell'antica Roma, come si faceva? Cioè, se si doveva uno sbarazzare di qualcuno che rompeva le scatole, che faceva indagine, lo si promuoveva. E possibilmente lo si portava lontano infatti anche per esempio il candidato, pensate un po', il candidato alla presidenza della provincia di Agrigento, che era un magistrato, che era in servizio a Catanzetta, Luigi Birriteri, non so se lo conoscete, praticamente candidato alla presidenza contro Fontana, no? A un certo punto perde le elezioni di brutto, perché prende il 25%, Fontana, che era il presidente di Alfano. Che cosa fa Birriteri? Indovinato un po', questo diciamo, indovina. Cioè, immediatamente dopo, quando Alfano lo piazzano come direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia. Chi è che lo si può mettere dentro? Prima come capo di gabinetto, poi come direttore degli affari penali? Alfano. Questo significa destra e sinistra a braccetto. Cioè, come io amo dire spesso, sono state per 20 anni, come si dice in siciliano, sitamuccioni. Ora si sono sposati. Sì, sono ufficiali. Adesso c'è stato anche lo sposalizio tra l'attuale ministro dell'agricoltura, la Di Girolamo, che è del PDL con Berlusconi, assieme a Boccia, che è presidente della commissione bilancio e del PD. Quindi i matrimoni politici e i matrimoni di affari, con la Linno per esempio, con la Linno con la Telecom e con l'Italia. Cioè non ne sa niente il figlio, fa il deputato del PD, però non sa che cosa vuole fare. Che in famiglia non si parla, non hanno rapporti. Non si vedono mai. Non si vedono mai. Allora, con la Linno padre e con la Linno figlio, uno fa il deputato e l'altro affossa, diciamo, le aziende che una volta erano di Stato, che poi sono state privatizzate e che poi, diciamo, i cavalieri, come si chiamava, i capitani coraggiosi, che hanno rilevato prima la Telecom e poi all'Italia, ora praticamente hanno portato, diciamo, allo sfascio, diciamo, cioè hanno dato il colpo di grazia. Prima se le sono presi, hanno succhiato il sangue, perché praticamente, che forse qualcuno non lo sa, la Telecom aveva le reti, diciamo, le reti, aveva degli immobili, no? La prima cosa che fece Tronchetti Provera, che era presidente della Pirelli, crea una società ad hoc e scorporò il ramo, diciamo, societario della Telecom, proprietario delle reti, degli immobili, e se le prese, diciamo, con la società. Quindi ha tolto, diciamo, il cuore della società, cioè la ricchezza della Telecom, se l'è presa lui con la Pirelli. Questo è il capitalismo italiano, insomma, ne vediamo, diciamo, le conseguenze. La stessa cosa è il capitalismo siciliano, però qua non si occupano di telefonia, non si occupano di Alitalia, ma si sono occupati di rifiuti, di acqua Gli affari, e di energia. gli affari sono l'acqua e I rifiuti e l'energia. Non dimentichiamo le paleoliche, cioè il RAS, voi forse non lo conoscete, si chiama Moncada, il re del vento, no? Il nostro eolo siciliano per eccellenza, diciamo l'imprenditore che forse più di ogni altro in Italia ha ricevuto il maggior numero di autorizzazioni nella fattispecie da parte di Salvatore Cuffaro, ovvero l'80% dell'autorizzazione, mentre c'era Cuffaro presidente della regione, venivano accordate alle imprese di Totò Moncada, mi riferisco all'eolico, attenzione, mi riferisco all'eolico. Ebbene, questo signore è stato privilegiato, favorito, diciamo, dai governi Cuffaro. Che cosa ha fatto? Ha raggranelato qualche miliardino, lo ha investito all'estero e ha dovuto licenziare i dipendenti che aveva. Questo è agrigentino, faceva il geometro nelle imprese di Salamone, c'è la famosa impresa di cui parlavo poco fa, di Salamone
fratello, il giudice, noi era il geometra là dentro, quindi come vedete c'è una continuità storica, no? Cioè il geometra che diventa, poi il campione che rileva tutte le imprese di Filippo Salamone, che diciamo che poi era parente di Salvatore Sciangulo, che ai tempi di Nicolosi, governo Nicolosi, sono riusciti a spendere in un anno 10.000 miliardi di vecchie lire, cioè una cosa incredibile. Allora 10.000 miliardi non si è saputo che fine hanno fatto, però le hanno spese. L'importante era spendere, poi le opere. Non Cioè, si sa quali opere sono state realizzate. A Baucina, che era un comune di 700 abitanti, in un anno hanno speso, in un comune di 700 abitanti, in un anno, negli anni 80 hanno speso 100 miliardi. Tant'è che ha assunto l'onore della cronaca nazionale il caso Baucina allora. Quindi non cambia niente, cioè si sono spostati gli interessi dai lavori pubblici negli anni 80, quindi i cavalieri del lavoro a Catania, Rendo, Finocchiaro, il Salomone di Agrigento, la stessa Fiat, perché non dirlo, partecipava al tavolino ai tempi di Bronson, lo chiamavano Bronson, che era un automobilista che era diciamo il deus ex machina diciamo, di queste operazioni insomma, del tavolino, che assieme ad altri diciamo, gestivano, c'era il famoso accordo, no? Cioè per 100 andava, non so se era mi pare alla mafia, la rimanente parte del 7% ai politici e via scorrendo. C'era diciamo, le tariffe, no? Una cosa del genere mi è capitato quando sono andato in Colombia. Anche lì ci sono le tariffe, sono più alte lì, perché lì non esiste la democrazia, ma anche da noi è così, cioè, la democrazia a volte diciamo, si prende sotto forme fittizie, poi sotto scave e trova degli accordi segreti che nessuno sa, ma gli addetti ai lavori sanno, e che sono accordi di interesse. E dicevo che proprio questi interessi economici dei nostrani imprenditori, insisto per chiamarli prenditori, perché hanno preso tutto, hanno rubato pure il futuro alle nuove generazioni, ai nostri figli, perché di questo si tratta, insomma, parliamoci chiaro. Non hanno fatto niente negli anni 80 e continuano a sfasciare tutto, non solo in Sicilia, ma nel resto d'Italia adesso. Perché il boom economico, per chi non lo sapesse, è stato diciamo, il risultato anche dell'ottimo lavoro e le ottime performance delle aziende di Stato. Mi riferisco ai tempi di Enrico Mattei, l'Eni di Enrico Mattei, mi riferisco al boom del dopoguerra della fine degli anni 50 e inizio degli anni 60. Dagli anni 70 in poi tutto è precipitato, le Brigate Rosse avevano reagito a questo, diciamo, per evitare questo precipito, però poi diventerebbe tutto apologia del reato, assolutamente non stiamo qua a giustificare ciò che hanno fatto le Brigate Rosse, tutt'altro. Però voglio dire, questi signori adesso non si occupano più, come avete potuto notare un po' tutti i siciliani lo sanno, in Sicilia, non si occupano più dei lavori pubblici, cioè non rubano più con i lavori pubblici, parliamoci chiaro, rubano con l'acqua, con i rifiuti e con l'energia. Queste pale eoliche, cioè, scusate, cioè, vi siete chiesti quanto paghiamo noi nelle nostre bollette dell'Enel di tariffe per gli incentivi? Cioè la gente non sa che noi ogni anno paghiamo più di 5-6 miliardi in più rispetto a quanto dovremmo pagare, che sono destinati diciamo, per gli incentivi e per le energie alternative. Il problema qual è? Che se questa quota della bolletta che paghiamo andasse a finire per le famiglie, le piccole e medie imprese, nulla questo, va benissimo. Ma il problema è che in Sicilia, così come anche in Puglia se vogliamo, così come è stato denunciato anche da Sgarbi, Salemi è stato sciolto perché Sgarbi ha denunciato lo scandalo delle pale eoliche di Alcamo. Ci dovevate sciogliere Alcamo, dovete sciogliere Salemi. Io non giustifico Sgarbi quando lui è un divo o quello che si vuole, però bisogna andare alla sostanza e vedere oggettivamente come stanno le cose. Cioè, ora pensate un po', se si fosse trattato di un'azienda pubblica, allora i beneficiari di quegli incentivi avremmo potuto essere tutti noi clienti dell'Enel, perché poi di fatto c'è una sorta di esclusiva, perché l'Enel ha le sue reti e noi dobbiamo per forza lasciare all'Enel. Tra l'altro chi fa l'impianto casalingo deve per forza vendere l'energia al prezzo che dicono loro. Al prezzo che dicono loro, tutto stabilito. E noi paghiamo, diciamo lì, paghiamo nella bolletta pure questi soldi per gli incentivi. Ma chi l'ha detto che gli incentivi dovevano andare a finire nelle tasche di questi privati, diciamo, queste quale Moncada, che ha accumulato, ripeto, alcuni miliardi di euro e adesso le sta investendo in Nord Africa, in Africa e in Albania. Cioè, ha smantellato tutto, cioè, ci ha succhiato il sangue perché pagando, noi gli incentivi gliel'abbiamo pagati di fatto.
Ecco perché sono un assertore della gestione pubblica dei servizi pubblici. Se io cittadino pago l'acqua, pago i rifiuti, pago l'energia, la più cara del mondo, le più care del mondo, io cittadino, io imprenditore, io piccolo e medio imprenditore, non capisco perché devo fare arricchire il Moncada di turno, il Catanzaro di turno, il Sappi, non so come si chiamano qua le società varie ed eventuali che si creano, che sono sempre le stesse, perché poi fanno il cartello e si pigliano sempre gli affidamenti senza gare, legalmente, poi magari ci sono procure che se ne accorgono, procure che non se ne accorgono, ma non può fare tutta una magistratura perché non si ci va dietro, perché le illegalità sono tante e tale nel settore dei servizi, perché ci si perde. Fanno violazione per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe, violazione per quanto riguarda i servizi non resi, violazione per quanto riguarda l'affidamento degli appalti, violazione ambientale, cioè queste cose che tutte denunciate dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Ebbene, a un certo punto che succede? Che abbiamo scoperto che noi italiani, e siciliani in modo particolare, paghiamo mediamente in più qualcosa come il 30%, 40% questi servizi rispetto, per esempio, senza andare lontano, noi siciliani rispetto al centro-nord Italia, quanto riguarda la gestione di acqua e rifiuti. Se voi andate a vedere il sito di Cittadinanza Attiva, invito i radioascoltatori, anche a chi ci segue attraverso il web, a verificare quali sono le medie nazionali per quanto riguarda la tariffa dei rifiuti e le tariffe idriche. E vi mettete le mani nei capelli, dovreste correre dai gestori, mettervi dietro la porta e immediatamente fare come hanno fatto in Islanda, quando il governo aveva privatizzato le banche e la gente se n'è andata lì, si è precipitata lì e non ha fatto uscire il governo da dentro il palazzo fino a quando non hanno cambiato la legge. Bisogna tornare, anche perché l'abbiamo deciso tutti, alla gestione pubblica dei servizi, ma non perché io sono chissà che, cioè sono fiducioso che la gestione pubblica deve per forza aveva anche le sue crepe, ci mancherebbe, però. ma siamo passati di male in peggio, perché dalla padella alla brace, perché? Perché chiaramente poi bisogna capire, cioè chi sa gestire e chi non sa gestire. Io per esempio nel mio comune, vi porto un esempio pratico, cioè quando mi sono insediato la gestione dei rifiuti, no? Era diretta, non c'erano ditte, tranne una ditta che forniva un camioncino che non avevamo avuto modo che circolava i rifiuti, poi per questo avevamo pure un autocompattatore, avevamo la spazzatrice, avevamo la nostra discarica comunale che vi assicuro non dava fastidio perché era una zona, avevamo il dipendente comunale, tutto assieme il costo era inventato un po' di 450.000 euro l'ultimo anno di gestione pubblica, parlo del 2007. Nel 2008 inizia il servizio gestito dal lato rifiuti da 450.000 euro e noi abbiamo dovuto smantellare tutto, chiudere la discarica e l'autocompattatore è rimasto per me e ce l'hanno bruciato, regolarmente bruciato. Questo non si sa perché si bruciano queste cose, quando non serve qualcuno li brucia. Poi i dipendenti comunali sono rimasti in servizio ed è successo tutta la Sicilia questo patatà. Cioè, a un certo punto che succede? Praticamente la gestione che costava 400, tutto compreso, attenzione, 450.000 euro, da un anno all'altro, da 450.000 euro passiamo a 1.300.000 euro. Cioè, questo ci dovrebbe spiegare Confindustria Sicilia, il suo vicepresidente Catanzaro, con la sua discarica, mega discarica di Siculiana, che l'ha acquisita grazie a una legge che prevede la privatizzazione delle discariche, e ci dovrebbe spiegare come ha fatto a fare questo business in quel di Siculiana. La Procura del Tribunale di Palermo sa bene come ha fatto, anche perché è stata fatta un'inchiesta a carico dell'allora sindaco, del capo dei vigili urbani, del comandante del capo dell'ufficio tecnico, che ahimè si sono permessi, ecco, questo è lesa maestà, si sono permessi il lusso di difendere gli interessi pubblici. Non potevano difendere la discarica pubblica perché si doveva privilegiare quella privata. Ora, detto questo, cioè, il signor Catanzaro è riuscito ad ampliare per 100 volte quella discarica e chiaramente a esportare il modello. Mister Bianco ce n'è un'altra, ce ne sono altre due, e questo è il modello discariche private è prevalso poi in Sicilia a discapito di che cosa? Della raccolta differenziata. Perché? Perché chiaramente dovevamo fare tutto loro ai prezzi che dicono loro, con le tariffe che dicono loro,
con gli appalti affidati illegalmente senza gara in proroga per anni, come dicono loro. Ecco perché sono presenti dentro il governo regionale. La presenza di Confindustria dentro il governo, ieri con Venturi, oggi con la segretaria di Venturi, e domani sarà con qualche altro, è funzionale, diciamo, a garantire questo sistema di gestione che è funzionale al conferimento dei rifiuti in discarica da un lato. E lui dirà semplice, ma io oggi faccio pagare pochissimo per il conferimento della discarica per ogni tonnellato. E questo signore dice così, questo Catanzaro. In realtà non è questo, lui non gestisce solo la discarica, poi gestiscono una serie di impianti di differenziazione. Tu porti lì i rifiuti indifferenziati, che se basterebbe una legge di un rigo, cioè noi compriamo le nostre cose nei supermercati, perché non dobbiamo riportare ai supermercati le confezioni, la carta, il vetro, direttamente lì? E fare una legge proprio che prevede questo, che nei centri commerciali, supermercati, nell'energia alimentare, loro dovrebbero essere obbligati a ritirare la parte come si faceva una volta, e ci dovrebbero dare soldi, dovremmo ricavare dei soldi, ci vuole un rigo di legge. Tutti in Italia si fanno cosa si può fare per riformare, e fanno la riforma nel 2007, poi la riforma nel 2010 che non decolla, e tant'è che la riforma del 2013 che non decolla. Basta un rigo e dici, allora questo è qua. E poi per quanto riguarda l'umido, per chi lo può fare, si dà la compostiera, si crea il compost, no? E il gioco è fatto. Queste cose già le fanno nel centro nord Italia, non quello di portare i rifiuti direttamente nei centri commerciali dove compriamo dove facciamo la spesa. Però c'è mio fratello che vive a Lucca e un altro mio fratello che vive in Piemonte, a Novara, pagano un quinto rispetto a quanto pago io. Allora, ti devo un attimo stoppare. Scusate. Un piccolo inciso, il discorso dell'energia, mi piaceva ricordare anche il discorso del fotovoltaico, perché si stanno dando tanti soldi ai privati per fare mega impianti e poi non si dà niente alle famiglie per mettere il proprio impianto sul proprio tetto, sui condomini. Ci hanno pensato Io ho visto ora che l'incentivo non c'è più. La fine della 640, autostrada Agrigento-Caltanissetta, prima della bretella per l'autostrada Catania-Palermo, ho visto una mega centrale addirittura piena di filo spinato, sembra un bunker inaccessibile, una bruttura assurda per il nostro territorio. Ho visto poi. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, due cose per concludere. Una, così brevemente, proprio il discorso della Nestlé, che è stata anche portata da questi senatori grillini al Senato, e poi per chiudere la tua vicenda personale, so che ti sei dimesso per dei motivi particolari, e così chiudiamo la trasmissione. Beh, sulla Nestlé posso dire solo questo, che io proprio quest'estate sono stato a Santo Stefano di Quisquina, ho partecipato a un consiglio comunale straordinario, e in quella sede ho evidenziato che è vero, la Nestlé sicuramente ha avuto questo privilegio, cioè che magari se fosse trattato di un imprenditore di Santo Stefano di Quisquina non l'avrebbero accordato, quello di avere una concessione per imbottigliare dell'acqua di sorgente, diciamo, saranno 20 litri, ma loro pretendono 30 litri a seconda, e se la rivendono diciamo a caro prezzo, pagando un canone annuo di 254 euro. Ora 45.000 euro circa l'anno. No, ora l'assessore ha detto no, ha tenuto a precisare che non, prima pagano 254 euro, ora ha tenuto a precisare che è cambiato la legge, 6.000 euro l'anno. Ah, 6.000 euro l'anno? 6.000 euro l'anno, sì. Questa è la tassa di concessione. Mentre sappiamo circa che 500 milioni di bottiglie. Le popolazioni che sono nei dintorni hanno problemi di approvvigionamento. No, ci fa pagare, ci sentiamo quello schifo che ci manda a casa, la dissalata da Agrigento che viene dal dissalatore di Gela, anche alle case arriva acqua dissalata. Da noi arriva l'acqua del Fanaco, della diga del Fanaco, e quindi è piena di sabbia, ma le acque di sorgente le danno la Nestlé e ce la fanno pagare 3 euro a metro cubo, attenzione. Cioè, quando nel resto d'Italia siamo nel centro nord Italia la media di 50 centesimi a metro cubo. Cioè, svegliamoci, perché forse non abbiamo capito che sta succedendo. Ma riguardo alla vicenda Nestlé, diciamo, io ho sottolineato in quella sede, semplicemente chiudo, che il furto, diciamo, della Nestlé, che è un furto,
perché poi adesso le nostre risorse ce le rubano grazie a che cosa? Alle concessioni governative assicurate dalla regione, che non è che è colpa delle comunità locali, è colpa della regione che continua a fermare concessioni a chi si presenta, compresa la dirigente acqua. Scusate, ho sottolineato questo, dico, ma voi pensate alla necessità, ed è giusto che si faccia questa cosa. Ma dirigente acqua che si frega 1000 litri d'acqua a seconda, ancora più... lì nelle sorgenti abbiamo fatto un calcolo a Santo Stefano, tra il Fano e le sorgenti, cioè il dirigente acqua gestisce 1000 litri a seconda e ce la vende a 3 euro a metro cubo quando dovrebbe vendercela a 50 centesimi a metro cubo. Cioè di questo stiamo parlando. E che cosa ci manda a casa? Ora, detto questo, per quanto riguarda la vicenda mia, Sì, a Ragalmuto è successo questo. Ad accompagnare il ministro dell'interno, e io me ne ero andato, già mi ero dimesso, è venuto Catanzaro, il vicepresidente Conventusce, l'ha preso per mano, l'ha accompagnato a Ragalmuto. E Antonello Montante è venuto dopo. Cioè, che cosa hanno fatto questi signori? Quando io ho denunciato a febbraio del 2011 queste cose alla Procura della Repubblica di Agrigento e a maggio del 2011, sempre il 2011, ho inaugurato il centro comunale di raccolta per la differenziata, quindi non avevo bisogno più di loro. Cioè, mi volevo sganciare prima ancora che approvassero la nuova legge, e quel centro era a disposizione di 3 comuni. Avevo tutto, c'è tutto, che non lo fanno funzionare, ancora oggi non lo fanno funzionare. Avevo comprato pure i mezzi per fare la raccolta porta a porta. Ho rilasciato un'intervista al Rai 3 a maggio del 2011 dicendo che non avrei comprato 1 chilo di rifiuti in discarica, e mi hanno fatto fare la stessa fine che hanno fatto fare al sindaco di Siculiano, che l'hanno messo tutto in inchiesta, l'hanno processato, poi l'hanno assolto, poi lui si è appellato, in sede di udienza preliminare l'avevano assolto, si è appellato e gli hanno fatto il processo in corte d'appello a Palermo, ma è stato assolto la seconda volta. E il signor Catanzaro non so se si vuole appellare la seconda volta, però intanto la discarica se l'è fregata, l'ha ampliato per 100 volte, fregata nel senso che legalmente fregata, attenzione, con tanto di leggi, perché le leggi non è che la legalità a volte può significare anche favorire degli interessi che non sono quelli della collettività, anzi in questo caso non sono per niente gli interessi della collettività. Ebbene, a me che cosa è successo? La stessa cosa del sindaco di Siculiano. Appena ho detto, ecco, basta con questi professionisti dell'antimafia della Munnizza, mi è arrivato un avviso di garanzia. Dopo 2 mesi, mi sono demesso dopo 2 mesi per l'avviso, parlo della Procura di Palermo, Procura Centrale Antimafia, dopo 2 mesi, perché incidono lì, attenzione, cercano di incidere lì, dopo 2 mesi è stata chiesta la mia archiviazione ed è stata, diciamo, archiviata dal Tribunale la mia posizione. Quindi chiuso la cosa. Ma la cosa strana è che nessuno si chiede, io mi sono demesso per un semplice e me ne sono andato. Nessuno si chiede, Schifani è ancora sotto inchiesta per concorso di associazione mafiosa. Schifani, ripeto, già da Presidente del Senato era sotto inchiesta per l'associazione mafiosa ed è ancora lì, e la sua posizione è stata archiviata. Michele Cimino, un altro deputato regionale, è sotto inchiesta per l'associazione mafiosa ed sono ancora lì in carica, continuano a gestire, e io per molto meno mi sono dimesso e la mia posizione è archiviata. No, scusate, scusate la mia... abbiamo sforato. Grazie, anzi, mi scuso se... Ci scusiamo perché abbiamo anche iniziato in ritardo, però stiamo rientrando. Chiudo dicendo, evocando quello che sosteneva un procuratore che poi è transitato alla Procura Centrale Antimafia di Palermo, attualmente ancora, che era il procuratore di Agrigento, Ignazio De Francisco. Una volta è per dirmi, in certe vicende, chi tocca i fili muore. Ebbene, io ho toccato i fili. Ok, ringraziamo allora il professore Salvatore Petrotto, ex sindaco di Ragalmuto, per essere stato qui con noi. Io rinnovo l'appuntamento con Buongiorno Radio Amore, condotto da Ubaldo Scarantino, a sabato prossimo, e vi lascio in compagnia delle nostre trasmissioni. Grazie. Radio Amore vi ha presentato Buongiorno, programma quotidiano di intrattenimento musicale.